È la seconda conferenza stampa che noi facciamo ufficiale per la quarta edizione del Vittorio Veneto Film Festival, che immagino tutti, insomma, qui sappiate che è un festival internazionale di cinema per ragazzi. Sono 1000 ragazzi in giuria, una giuria di qualità, molti eventi collaterali di cui poi parleremo dopo, e molti ospiti. Le serate sono dedicate a delle opere prime di Rai Cinema, e oggi possiamo finalmente ufficializzare, perché era una sorpresa per Rai Cinema, abbiamo tenuto una sorpresa fino ad oggi, il terzo film che Rai Cinema ha deciso di far vedere al pubblico, a tutto il pubblico. Il Vittorio Veneto Film Festival, dopo vi dirò qual è, mi tengo. Il Vittorio Veneto Film Festival ha la particolarità di essere dedicato fondamentalmente ai ragazzi, quindi ha una grande giuria di ragazzi, ma è sempre aperto anche a tutto il pubblico. Di fatto sia le mattine che i pomeriggi durante gli incontri con gli ospiti, che le serate appunto Rai Cinema e tutti gli eventi collaterali che noi abbiamo organizzato sono dedicati a tutti, a chiunque voglia essere parte integrante di questa grande avventura, perché così la chiamo da sempre il festival. Io lascerei subito la parola all'assessore Caldarte, che da sempre ha creduto nel festival, però prima farei vedere il promo 2013 del Vittorio Veneto Film Festival, che i ragazzi vedranno tutti i giorni a tutte le ore. Io un po' sono cresciuta, ben prima di entrare a parte dell'amministrazione, all'interno del progetto cinema di allora della città. Era un progetto per le scuole che poi negli anni si è evoluto tanto da diventare poi un festival che quest'anno è alla quarta edizione. La bella notizia che vorrei darvi oggi è che Vittorio Veneto sempre di più, Vittorio Veneto e il territorio che lo circonda sempre di più, dimostra di avere tanti giovani talenti. Noi, e quando dico noi ribadisco, parlo non solo dell'amministrazione comunale di questa città, ma delle amministrazioni comunali del territorio limitrofo, e non a caso oggi abbiamo con noi anche l'assessore di Colle Umberto, che è uno dei comuni che più investe e crede insieme a noi nelle politiche giovanili. Noi come territorio stiamo portando avanti da un po' di anni questa politica della promozione dei giovani, non tanto per le loro attività ludiche, ricreative, ma della promozione del talento dei giovani, affinché questo talento divenga anche fonte di lavoro, anche possibilità per loro di trasformare una passione, un talento senz'altro coltivato, senz'altro approfondito, che possa diventare appunto anche un'opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. I talenti che abbiamo sfornato e che stiamo sfornando sono tanti.
Abbiamo recentemente chiuso la prima fase del Talent Campus, da cui sono usciti 50, anzi sono stati selezionati 50 talenti. Metà di questi oggi, e ve lo dico con grande soddisfazione, che condivido anche con il collega, sono richiesti dalle aziende. Le aziende del nostro territorio se li stanno contendendo. Abbiamo un ragazzo, una ragazza che ha contemporaneamente la richiesta di 3 aziende, non per uno stage gratuito, per stage retribuiti in vista di un'assunzione. Quindi questo credo che sia significativo di come l'investimento che stiamo facendo come territorio sui nostri giovani migliori, sui nostri giovani che vogliono mettersi in gioco, stia dando ottimi frutti. Un secondo esempio, abbiamo l'Accademia Teatrale Teatro da Ponte, che ha recentemente sfornato un altro giovane talento, che tra l'altro è una ragazza che l'anno scorso ha collaborato col Vittorio Veneto Film Festival nel doppiaggio. Irene Casagrande sta lavorando con Castellito. Abbiamo poi il Vittorio Veneto Film Festival, che come vi ho detto, come è stato detto e come ben sapete è cresciuto negli anni e che sta davvero integrandosi, sta facendo sì che questi ragazzi crescano e contemporaneamente facciano crescere il territorio. Loro crescono, qui oggi ne abbiamo pochi perché sono quasi tutti a scuola, quindi questo per dire quanto giovani siano ancora i ragazzi. Loro erano ragazzi, loro sono cresciuti e hanno capito bene, hanno visto bene di continuare ad investire su altri giovani. E questi ragazzi crescono, questi ragazzi immediatamente restituiscono la loro nuova professionalità al territorio. Ne abbiamo un altro esempio ancora una volta con il comune di Colle, che a questi ragazzi ha dato la possibilità di realizzare, poi magari l'assessore sarà più preciso, dei video per la promozione poi del territorio stesso. Ma abbiamo visto tra gli sponsor la Lancia e tanti altri, abbiamo visto già la RAI, cioè questi ragazzi sono chiamati dalle nostre aziende, nostre, vicine e lontane, per mettere a frutto la propria professionalità. Quindi vedete che stanno facendo crescere il territorio. L'altra fonte di soddisfazione è vedere come le nostre aziende, e qui ne abbiamo una rappresentanza non da poco in sala, stiano credendo ed investendo. La partecipazione vostra, di chi oggi è qui rappresentando le aziende, è davvero importante, perché dimostrate di avere fiducia, cioè qui non si tratta di dare il contributo al Vittorio Veneto Film Festival fine a se stesso, ma di investire su delle professionalità che stanno crescendo e che permettono al territorio di crescere, perché queste 2-3 mila persone che arriveranno nei prossimi giorni, giovani e meno giovani, porteranno comunque ricchezza, ritorno al territorio. Saranno persone che poi andranno via da qui portando il nome della nostra città fuori e quindi a loro volta creando un successivo indotto turistico, economico, di cui abbiamo grande bisogno. Quindi anche da parte dell'amministrazione comunale davvero un ringraziamento alle aziende presenti e non presenti, le abbiamo viste prima elencate, che continuano ad investire, perché questo non è un dare fine a se stesso, ma un investimento anche su questa manifestazione. L'altro aspetto che mi piace sottolineare è l'internazionalità. Noi siamo cresciuti quando andavamo nelle scuole a livello, mi ricordo la prima volta che siamo andati in regione per chiedere un contributo, che ci hanno detto: andate fuori dalla vostra provincia, cominciate a scavalcare il piccolo territorio, perché è più facile avere poi dei contributi. Quella volta il salto era stato andare a Belluno, coinvolgere una scuola di Belluno. Oggi abbiamo ragazzi che arrivano dall'Europa. Ecco, questa internazionalità quando parliamo di giovani è essenziale. Noi qui abbiamo aperto l'Eurodesk, qui lavoriamo tantissimo perché i nostri giovani sappiano quali sono le opportunità che ci offre l'Europa, che offre loro l'Europa di scambi, di stage lavorativi, di studio, ed è importantissimo avere altri giovani che vengono qui e tra di loro si confrontano proprio per crescere insieme. Per cui direi che ovviamente l'amministrazione comunale fa semplicemente il suo dovere nel sostenere anche il Vittorio Veneto Film Festival, nell'inserirlo fra le attività appunto di promozione dei giovani. Saremo con voi, siamo con voi adesso, siamo con voi, ovviamente saremo con voi anche in futuro, non solo diciamo con una presenza fisica, ma anche perché l'altro aspetto su cui reciprocamente credo ci stiamo sostenendo è proprio quello della promozione del nostro territorio, in modo particolare di Serravalle. Gli eventi, alcuni eventi molto diciamo più rappresentativi verranno tenuti a Palazzo Todesco, che è un palazzo, per chi non è di Vittorio, nella vicina piazza recentemente restaurato,
che diviene davvero, e sarà soprattutto la settimana prossima, un contenitore di attività giovanili, perché ci sarà il Vento Film Festival con tutti i suoi giovani, ma ci sarà anche, ospiterà anche per 2 settimane un master internazionale di architettura, quindi con tanti altri giovani che faremo incontrare. Quindi, che dirvi, bravi a voi aziende che investite sul territorio, grazie anche agli altri comuni che ci sostengono, che fanno davvero squadra, perché ovviamente quando parliamo di giovani non possiamo parlare, non ci sono limiti fisici, no? Il territorio è necessariamente un territorio allargato. Allora, a me è il compito di parlare dei film, ma non ne parlerei più di tanto. Sono 15 film in concorso, 12 per i ragazzi, 3 film per una fascia d'età e diciamo una giuria nuova che abbiamo creato quest'anno, che è la giuria dei più alti, l'abbiamo chiamata, e abbiamo detto che sarà dai ragazzi di 28 anni ai ragazzi di 100 anni. C'è chi, come Stefania, mi chiedeva, ma c'è l'anziano centenario? Non l'abbiamo trovato sinceramente, però questa fascia potrà vedere 3 film che sono stati selezionati da una commissione scientifica che non potevano essere inseriti per tutta una serie di motivi all'interno della programmazione per i ragazzi, ma che siccome sono di alto valore e di un linguaggio cinematografico molto interessante, abbiamo pensato di aprire a questi adulti, che possano essere parte integrante poi di un festival giovanile e che possano anche dare la loro idea e porre il loro pensiero anche ai giovani, dando quindi un segno forte anche ai giovani, perché così noi possiamo far crescere le nuove generazioni. E qui farei vedere il video sui film. I film, dicevamo, sono 15, più 3 sono i film che Rai Cinema presenterà durante la serata del festival. I film in concorso sono divisi, come dicevamo prima, per fasce. Abbiamo 5 fasce, quindi andiamo dai bambini dei 7 anni fino ai ragazzi di 24-25 anni e poi gli adulti. Abbiamo film che provengono in realtà da produzioni da tutto il mondo. Ricordo che sono vere produzioni cinematografiche, quindi noi non siamo un festival di cortometraggi o di film amatoriali, sono vere produzioni che vengono studiate e indirizzate soprattutto al mondo dei giovani. Abbiamo film che vengono, dicevo, da tutto il mondo. Quest'anno abbiamo film canadesi, film olandesi, tedeschi, spagnoli, abbiamo un film iraniano, abbiamo un film russo, un film italiano,
siamo riusciti ad avere anche un film italiano, pensando che l'Italia è un paese che produce molto poco per il mercato dei giovani. Non abbiamo film di animazione, perché pensiamo anche che sia possibile produrre anche qualcosa per i ragazzi che abbia un contenuto e un significato serio. Abbiamo dei film anche molto schierati politicamente, devo dire. Abbiamo dei film assolutamente di tipo politico, dei film che discutono di problematiche sociali molto, molto forti, di integrazione, di emigrazione, di convivenza, anche di sesso, eccetera. Quindi abbiamo fatto una scelta di avere un contenuto assolutamente importante e rilevante, perché crediamo che il festival abbia la possibilità di progredire, di lavorare, che abbia un futuro solo se riesce ad avere dei contenuti reali di valore certo. Siamo molto contenti dei film che abbiamo, che siamo convinti che siano tra i migliori film che in questo momento che siano stati prodotti negli ultimi 2 anni, sono tutti film prodotti negli ultimi 2 anni. Siamo assolutamente felici di essere i primi a presentarli in Italia, sono tutti film in assoluta prima nazionale, mai visti precedentemente. Siamo molto contenti di riuscire a presentarli in lingua originale. Abbiamo fatto una scelta assolutamente precisa che ci è costata anche molta fatica fisica, voglio dire, perché vogliamo che i ragazzi abbiano la possibilità di vedere il film finlandese in finlandese, perché è giusto anche incominciare a scoprire, no, delle sonorità, delle musicalità di altre lingue, delle espressioni anche slang, voglio dire, di dialetto che diventerebbero difficilmente traducibili, eccetera. E per questo abbiamo organizzato per quasi tutti i film, a parte per i film per le fasce più alte, un doppiaggio, quindi avremo dei doppiatori che doppiano, cioè traducono, leggeranno le battute dei film, in modo che i ragazzi abbiano la possibilità di avere l'audio originale e la possibilità di avere una traduzione indicativa. Chiaramente il nostro non è una rassegna di cinema, quindi abbiamo anche organizzato la possibilità di discutere i film con i ragazzi. Noi, prima di ogni proiezione, dopo ogni proiezione, daremo modo ai ragazzi di intervenire, di discutere, di parlare con degli esperti del film che hanno visto. Abbiamo la fortuna anche che gran parte dei registi e degli autori dei film verranno nostri ospiti durante la settimana del festival, quindi daremo modo ai ragazzi di discutere direttamente con chi il film lo ha pensato, lo ha realizzato, lo ha prodotto, in maniera da creare proprio un contatto diretto e un dialogo diretto tra l'utente e il creatore dell'opera cinematografica. Per questo abbiamo anche dedicato 3 pomeriggi, 4 in realtà, 4 pomeriggi della settimana, esclusivamente a degli incontri, cioè abbiamo invitato, e si sono invitati anche, devo dire, abbiamo la fortuna di gente che si invita a venire al nostro festival, quindi di questo siamo molto orgogliosi, di venire. Avremo attori, registi, doppiatori, direttori della fotografia, avremo l'art director di Technicolor, che ad esempio è l'azienda, la più grande azienda del mondo che realizza in realtà i doppiaggi dei film, realizza i poster dei film, i trailer del film, tutto il materiale di comunicazione del film. Avremo l'art director di Technicolor che resterà con noi un paio di giorni e avrà modo di raccontare ai ragazzi cosa c'è anche intorno al mondo della cinematografia. Avremo 2 grandi doppiatori e avremo anche
i registi dei film presentati da Rai Cinema, e avremo soprattutto, questo lo dico con estremo orgoglio, perché è una delle persone che si è invitato, cioè ci ha chiesto di venire, e devo dire che anche la persona che nel momento in cui gli abbiamo detto sì, no? Dici un po' cosa ci costa questa cosa, e lui mi ha detto no, ho già comprato il biglietto, ho già comprato il posto in albergo, vengo, non vi preoccupate, se qualcuno poi può venirmi a prendere in aeroporto mi fate un piacere. Quindi avremo qui con noi 2 giorni Leo Gullotta, che diciamolo, è venuto pure alla conferenza stampa a Roma, che è venuto a Roma, che non solo viene, ma Leo ci ha regalato anche un film, quindi il Vittoriano Film Festival comincia ad avere anche una sua cineteca, e il primo film che inseriremo nella nostra cineteca è un film realizzato, pensato e prodotto da Leo Gullotta, che ci ha regalato. Quindi 4 pomeriggi che dedichiamo appunto alla possibilità di discutere, di scoprire, di capire un po'. Dicevo prima al dottor De Luca, il cinema non è Brad Pitt, non è solo Brad Pitt, non è Raoul Bova, non è Hollywood, non sono nel mondo del cinema c'è 1 miliardo di persone che ci lavorano intorno, c'è decine di professionalità diverse. Per produrre un film ci vuole il falegname, l'idraulico, l'elettricista, il lettore delle luci, il fotografo, e tutte queste persone che sono fondamentali nella produzione del film normalmente non vengono conosciute e presentate, ed è importante invece che i ragazzi capiscano qual è il lavoro che ci vuole per produrre un film. Vogliamo che scoprano la difficoltà reale nel produrre e nel realizzare qualcosa, e vogliamo che capiscano che in ogni caso, qualsiasi sia il lavoro che poi faranno nella loro vita, gli attori, i registi, piuttosto che i neurochirurghi, piuttosto che gli artigiani del ferro, abbiano sempre la visione che nella vita ci vuole modo, metodo, cultura, qualsiasi sia il mestiere che si voglia fare. Per scrivere un libro bisogna conoscere la grammatica, perché sennò non si scrive. Per fare un film c'è una grammatica, c'è una sintassi, c'è un linguaggio, e non ci si improvvisa, neanche Brad Pitt credo si sia in realtà improvvisato. Credo che il nostro festival sia importante per questo, non per i 15 bellissimi film che faremo vedere, ma soprattutto per la possibilità che vogliamo dare ai ragazzi di poter veramente cominciare a conoscere meglio e di più il mondo del cinema. Abbiamo poi creato anche una serie di eventi collaterali. Fermatemi quando esatto, perché io tendo a essere un po' così. Abbiamo deciso una cosa intanto importante, quella di dedicare questa edizione del festival a Massimo Troisi. Abbiamo deciso di dedicarlo a Massimo per varie ragioni, anche affettive, di tipo personale, eccetera. Ma anche perché è stato sicuramente un attore, un autore, un regista molto particolare, che ha prodotto sempre delle cose di estrema qualità dal punto di vista anche contenutistico, e molte volte il suo lavoro è passato un po' come il film comico, il cabaret, non dico di serie B, ma insomma non il grande cinema. In realtà i film di Massimo Troisi sono dei film che hanno un valore notevole, tanto è che riguardandoli a distanza di 20 anni mantengono sempre un'attualità, una freschezza e una ricchezza di contenuti non particolarmente comuni. Quindi siamo molto felici di poter dedicare questa edizione a Massimo. E avremo la sua bici. Sì, abbiamo una dedica anche perché abbiamo creato un rapporto con il comune di San Giorgio Cremano, che è la città natale di Massimo Troisi. Avremo ospiti delle persone da San Giorgio Cremano, ci porteranno alcuni oggetti che sono stati gli oggetti con cui Massimo che Massimo ha utilizzato tra i quali ad esempio la famosissima bicicletta del postino,
e diventerà un po' il simbolo, insomma, della quarta edizione. Abbiamo altri due premi che abbiamo voluto assegnare. Uno, dicevo prima, a Leo Gullotta, perché riteniamo anche lui un personaggio assolutamente rappresentativo del modo e della professionalità con cui è possibile fare bene un mestiere, una professione al giorno d'oggi. Leo è famoso per aver fatto il cabaret alla televisione in prima serata, ma ha fatto anche dei film fantastici in cui ha dimostrato una capacità interpretativa assoluta. Cinema Paradiso, per fare. E Leo è l'esempio di come sia possibile fare il cabaret o fare Cinema Paradiso con la stessa identica professionalità, bravura, umanità e umiltà. Quindi Leo, secondo me, è l'esempio, uno degli esempi che noi dobbiamo per forza portare in avanti. Il secondo premio che diamo invece è un premio che è stato deciso fondamentalmente dai ragazzi. I ragazzi hanno visto con noi gran parte dei film che presenteremo, tra cui anche i film di Rai Cinema, eccetera. E i ragazzi che lavorano con noi, la trentina, quarantina ragazzi che normalmente collaborano con noi, che quest'anno hanno fatto il video per noi, la grafica, hanno pulito per terra, eccetera, hanno deciso di dare il premio come miglior attrice, diciamo, dei film destinati ai giovani per l'anno 2012 che verrà anche lei a trovarci da Severina Impacciata, che è una delle tre attrici del film della Farina, appunto, ed è la novità, insomma, del festival. Giovedì al 18 aprile alla sera incontrerà tutto il pubblico Giorgia Farina, che è la più giovane in assoluto delle registe attuali che hanno comunque sfondato nel settore della cinematografia, e Rai Cinema ha creduto, insomma, importante portarlo al Vittorio Veneto Film Festival, pur avendo avuto un successo estremo, e sono Amiche da morire. Amiche da morire ha avuto un successo e continua a essere in sala in tutta Italia. Hanno deciso di bloccare per quella sera le visioni e portare al festival il film con Giorgia, che appunto sarà presente giovedì sera al Teatro da Ponte. Tutto al Teatro da Ponte, le serate saranno tutte al Teatro da Ponte. Dico le ultime due cose, poi andiamo a bere qualcosa. Dico le ultime cose. Quest'anno abbiamo anche un evento di inaugurazione del festival particolarmente interessante. Apriremo la settimana del festival martedì sera alle 9 con un concerto molto particolare. È un enorme gruppo di musicisti, sono più di 30 che suoneranno tutti insieme contemporaneamente sul palco. E al di là li abbiamo chiamati non solo perché sono bravissimi, perché sono molto interessanti anche dal punto di vista musicale, molto particolari, eccetera. Li abbiamo chiamati perché hanno un progetto anche loro destinato ai giovani. Sono un'associazione culturale tanto quanto lo siamo noi. Loro lavorano in Val d'Aosta da più di 15 anni sul territorio per la diffusione della musica, quindi lavorano su questo, e hanno un fantastico progetto che è la creazione di una scuola di musica in Burkina Faso, che è uno dei 5 paesi più poveri del mondo, e loro sono riusciti a costruire questa scuola, questa casa con il giardino, le cose, e stanno allestendo la prima orchestra sinfonica africana. Quindi è un progetto assolutamente folle, no? Partire, andare in Burkina Faso e pensare di allestire un'orchestra sinfonica e suoneranno Beethoven no? Quindi io ho un legame notevole con loro, proprio perché abbiamo
questo progetto che sognava in tantissimi anni, e quindi abbiamo chiesto loro di venire qui e di venire a suonare per noi e di aprire il festival. Il festival chiuderà poi sabato 20 con la cerimonia di premiazione, ma sabato diciamo che sarà una giornata. E sarà una giornata poi un po' particolare, nel senso che quest'anno abbiamo voluto anche creare un collaterale particolare, nel senso che monteremo un enorme gonfiabile di 15 metri per 15 metri in piazza, con un trampolino sul quale faremo saltare i ragazzi, vogliamo fare le foto, vogliamo avere il primo photo call nella storia dei festival del cinema senza nessuno con i piedi per terra. Vogliamo proprio avere i nostri ospiti che saltano su questa cosa. Ma sabato ci sarà anche il grande evento di Radio 2. Abbiamo soprattutto un intervento fantastico dal punto di vista dell'aiuto che ci danno, insomma, soprattutto. Radio 2 interviene al nostro festival sabato mattina con un live costruito apposta per noi di Otto Volante, quindi avremo 3 artisti di Otto Volante, Dado, Agliotti e Farina, che verranno e faranno uno spettacolo fatto su misura per il Vittorio Veneto Festival. E verranno condotti da... Ci sarà Cristiana, ci sarà, vabbè, per noi è una grande... Non la citiamo neanche più perché, voglio dire, Cristiana è più le volte che ci sentiamo che le volte che non ci sentiamo. Sarà tutto condotto da Cristiana Merli, che è la produttrice di Otto Volante, è la creatrice di un numero incredibile di programmi radiofonici e televisivi per la RAI degli ultimi 20 anni, quindi insomma, poi è una carissima, veramente una carissima amica, è una cosa che mi piace sempre dire. Il Vittorio Film Festival nasce a Vittorio Veneto perché siamo di Vittorio Veneto. In realtà il Vittorio Veneto Film Festival non è formato da Elisa Marchesini, Gennaro Viglione, Giorgio Colodet, è ormai un gruppo che ha un numero incredibile di persone, perché se dovessimo citare la Cristiana Merli, la Bianca Giordano di Rai Cinema, piuttosto che Carlo Brancaleoni di Rai Cinema, e è difficile, gli stessi sponsor, io odio la parola sponsor, cioè è un termine che non mi piace, io dico sempre, non sarò mai in grado di ripagare in nessuna maniera lo sponsor, cioè il Vittorio Veneto Film Festival, ma credo che nessun'altra manifestazione in questo momento sarà mai in grado di ripagare in termini economici uno sponsor che ci aiuta e crede. Quindi in realtà il Vittorio Veneto Film Festival è fatto, è realizzato da un numero incredibile di persone con entusiasmo, perché crede in un progetto. Alice, che sono qui, voglio dire che non sono sponsor, voglio dire, diventano parte integrante dell'organizzazione, non è possibile altrimenti trovare una giustificazione logica a un rapporto di questo tipo qui. Non saremo mai in grado di restituirvi quasi nulla di quello che voi date a noi, cioè, lo sapete meglio di noi, quindi. Lo stesso è con Lancia, lo stesso è con Savano, piuttosto che con Sky Civetta, con Asco Trade, cioè, ecco, è un rapporto veramente di collaborazione e di compartecipazione alle fatiche. Utili non ce ne sono. Anche perché noi possiamo dire che quest'anno il festival a luglio si sposterà in modo quasi totale e arriverà a Roma, all'isola Tiberina. Per la prima volta lo esportiamo, abbiamo un format in realtà che è piaciuto molto, ci hanno chiesto per tanto tempo di esportare il nostro festival da qualche altra parte, quest'anno abbiamo finalmente accettato con un po' di ansia e a luglio siamo a Roma al Festival dell'Isola Tiberina e porteremo una parte quest'anno dei film, dei nostri film, e saremo responsabili della parte dedicata ai giovani del Festival dell'Isola Tiberina di Roma. Quindi è il primo
apertura. La prima volta che abbiamo permesso a qualcuno di... Però insomma, questo è un po' il festival, questo quindi è il vi aspettiamo, però io volevo... Voi avete capito anche nel modo in cui lo stiamo facendo, in cui stiamo parlando, che è un festival dedicato ai ragazzi, è un festival assolutamente informale dal punto di vista delle cose, deve essere un festival divertente, è la ragione per la quale anche i nostri ospiti vengono volentieri e chiedono di ritornare, perché abbiamo un problema che abbiamo gente che chiede di tornare e non possiamo chiaramente far ritornare. Quindi vuol dire che insomma, è un posto dove ci si diverte, dove si riesce a passare una bella settimana. Quest'anno avremo un bel tempo, quindi sicuramente ci divertiremo di più. Ringraziamo poi sicuramente tutti quelli che ci daranno una mano anche a gestire gli ospiti, nel senso che in realtà noi gestiamo in una settimana una settantina di persone, più gli ospiti degli ospiti, più poi gli amici, ragazzi, poi le mogli, i figli, tutti i nostri ragazzi, eccetera. Quindi ringraziamo tutti quelli che ci hanno dato una mano anche dal punto di vista veramente dell'ospitalità, perché voi immaginate cosa significa portare a Vittorio Veneto in realtà tra scuole, ragazzi e ospiti. Noi gestiamo una settimana circa 1000-1200 persone. Abbiamo dovuto trovare da mangiare per 1200 persone, abbiamo dovuto trovare da dormire per 100 euro i ragazzi. I ragazzi sì. Quindi abbiamo effettivamente dovuto chiedere svariati anche favori a tanta gente, proprio perché anche fisicamente insomma Vittorio Veneto non è così attrezzato. Questa è la quarta edizione, so che con molta attenzione osservavo la prima e mi chiedevo quale poteva essere il futuro di questa iniziativa. Devo dire che già quando si stava organizzando la prima mi aveva colpito l'entusiasmo e credo che sia quello che ha portato a raggiungere i risultati che ci sono oggi, con tutte quelle che sono, assieme ovviamente alla qualità di quello che viene proposto, che troviamo scritti sia in termini di sponsor, giustamente diceva prima, non è una bella definizione. Io credo che in effetti nel caso vostro siano proprio dei partner, diciamo, dei soggetti che vi accompagnano in questo percorso, e credo effettivamente che il Vittorio Veneto Film Festival abbia, come veniva detto poco fa, un'impostazione vincente. Questo coinvolgimento importante dei ragazzi, questo coinvolgimento importante dei giovani. Ho visto che quest'anno c'è anche l'introduzione della novità degli alti. Sono tutte formule, tutti elementi che sicuramente impreziosiranno anche questa edizione. L'unico rammarico che ho io è che non rientra ancora in rete eventi, perché secondo me potrebbe essere effettivamente l'evento di partenza di rete eventi. Lo dicevo già l'anno scorso, purtroppo le ristrettezze della provincia, che porto anche il saluto del Presidente dell'amministrazione provinciale, non ci hanno consentito di allungare i tempi e di arrivare a mesi diversi rispetto al periodo tradizionale che va da giugno all'autunno. Però giustamente questa manifestazione, come ho già detto prima e come è stato anche già evidenziato, in queste 4 edizioni è cresciuta moltissimo, ha allargato i suoi orizzonti, avete aperto porte che pensavo anch'io fossero difficilmente apribili, avete questa bellissima collaborazione con RAI che se c'è e si mantiene è il segno che viene riconosciuta come un progetto, una proposta decisamente interessante. E quindi ecco, io mi auguro che il futuro, al di là di quelle che saranno le prospettive dell'ente che in questo momento sono qui a rappresentare, ci sia la possibilità di collaborare ancora di più. Per quanto ci riguarda, comunque noi rimaniamo a disposizione per veicolare, fare quello che possiamo fare con lo spirito di chi vede in questa manifestazione, in questa iniziativa, un'iniziativa di altissima qualità e di alto spessore culturale. Quindi grazie cara direttrice e grazie a tutti coloro che la rendono possibile. Grazie. Dividerei il mio misero intervento in 2 momenti, diciamo. Il primo è istituzionale, nel senso come RAI, poi come già abbiamo spiegato le cose e le buone idee camminano, anche quelle cattive devo dire, sulle gambe degli uomini, no? Per cui in un momento in cui si sta discutendo degli assetti del Paese, soprattutto in termini di governance, di tutto quello che è l'offerta della comunicazione,
comunicazione eccetera, e se ne sentono di ogni. Mi riferisco non ultimo a quello che ho visto stamattina, che mi ha colpito di Cacciari, perché non si perde occasione per dire delle sciocchezze sulla RAI, e Cacciari, devo dire, si è dato da fare abbastanza, così come ne sento di altre. In realtà il ruolo pubblico della RAI è fondamentale, così come in ogni cultura europea e democratica, nel senso che nel festival, e collegandomi al festival, si esprime quello che è il pensiero collettivo, la fantasia collettiva, e il concetto collettivo di appartenenza e di condivisione di culture anche apparentemente lontane, per cui anche se chi apporta contributi economici come fonte privata non può vedere, come dire, un ritorno immediato, collegandomi al concetto mercantile, in realtà, come dice un saggio detto arabo, non c'è nessun popolo che passa alla storia per i suoi generali, ma passano tutti alla storia per i poeti, per gli artisti e via dicendo, vale a dire che è la cultura che genera poi memoria, no? Avremo il problema poi di conservare la memoria anche di questi prodotti, visto che la rivoluzione digitale sta già imponendo una sorta di dittatura culturale. Giustamente si ricordava prima, il cinema non è Brad Pitt, non solo perché gli attori sono la punta dell'iceberg, ma anche perché il cinema digitale sta devastando l'offerta dei prodotti cinematografici, per cui adesso i grandi produttori decidono cosa noi vediamo al cinema, a prescindere, come dire, dalle nostre opportunità di scelta. Ecco perché il valore di un festival del cinema e soprattutto di un percorso che possa assicurare la conoscenza di un linguaggio, di una grammatica, consente anche poi di fruire e di selezionare i prodotti, ahimè spesso miseri, confesso, e non proprio eclatanti, che in televisione si vedono, RAI comprese, perché ci sono sempre cose, come dire, da migliorare. Ciò detto, come dire, che è un aspetto così un po' di sistema, è fatale che poi siano i luoghi con una grande, forte connotazione, con una grande identità di territorio, a proporre degli scenari, a proporre dei linguaggi, delle modalità innovativi che dal micro poi diventano macro, che vanno bene un po' per tutti, e in genere quando si azzecca la formula, quando c'è passione e quando questa cosa si condivide anche con realtà diverse da quelle del mondo a cui si appartiene, il percorso prosegue sempre con molta soddisfazione, raggiungendo obiettivi incredibili, perché poi si scopre che facendo, come disse altro poeta, il sentiero non esiste in realtà, no? Il cammino e il sentiero si fa camminando, e facendo le cose poi le cose accadono e si attirano, eccetera. Io mi auguro quindi che come RAI si possa dare sempre di più, che si possa trovare sempre più spazio anche di fruizione e di utilizzo del canone per poter supportare le produzioni e le capacità produttive che possono essere espresse all'interno e con il linguaggio cinematografico. Questo certamente, sono convinto che noi potremo fare qualcosa di più in futuro, perché la macchina è lenta e prima di vincere la forza di inerzia dell'immobilismo, devo dire, ci vuole un po'. E poi spero anche l'anno prossimo di poter partecipare in prima persona. Quest'anno davvero non mi è possibile per motivi squisitamente privati, e mi dispiace molto, perché poi sono un appassionato e in realtà io nasco molto tempo fa, però proprio nelle salette di montaggio di pellicole. Penso di avervi annoiato abbastanza e quindi mi fermo, ringraziando. Io un'ultima cosa volevo dire. I video che avete visto, non si è bloccato, ma adesso magari farò partire così vedete anche l'ultimo, l'hanno fatto dei ragazzi di Operarea, che è l'area studio del Vittorio Veneto Film Festival, e che in realtà ha appunto
diciamo, l'obiettivo di formare, chiamiamolo formare, in modo di stare assieme ai ragazzi e di insegnare loro una professionalità che sia, come si diceva prima, sulla comunicazione, sul cinema, sul video, sulla forma di comunicazione virale in internet o altro, ma anche proprio di far capire loro come un giovane si deve predisporre per fare un cammino lavorativo. Quindi noi, i nostri ragazzi di Operaria, che è veramente noi le chiamiamo proprio l'area di studio, e lo vedrete di sotto perché poi noi l'avete già visto quando siete arrivati, ma è il nostro spazio di lavoro, perché questo Palazzo Piazzoni diventerà veramente lo spazio di lavoro del Vittorio Veneto Film Festival, ma soprattutto di Operaria, e ci sarà questa continuità con molti giovani che entrano e escono e che poi si fermeranno